All'ospedale di Sant'Orso è arrivata una nuova macchina per la risonanza magnetica. L'apparecchiatura di ultima generazione è costata oltre €1.000.000 e rappresenta un deciso salto di qualità grazie alla sofisticata tecnologia. Il punto di forza è proprio nella straordinaria definizione delle immagini prodotte dal macchinario e trasmesse a un software di gestione ancora più potente. È una risonanza ad alto campo da 1,5 Tesla, chiusa, ed è un'apparecchiatura che permette di esaminare tutti i distretti corporei del nostro organismo, dalla testa al tronco agli arti. Ci permette anche di analizzare dei distretti corporei che fino adesso non potevano essere analizzati con lo stesso livello di approfondimento. Ed è il caso per esempio della mammella e della prostata. Inoltre l'apparecchiatura permette anche di effettuare degli studi morfofunzionali a livello del cuore e delle indagini molto accurate sulla vascolarizzazione degli organi e dei distretti anatomici del nostro organismo. L'onore del taglio del nastro è andato all'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, orgogliosa di poter inaugurare un'apparecchiatura di questo livello in un ospedale già all'avanguardia. È un'apparecchiatura che fa parte dei 70 milioni che ogni anno Regione Veneto mette per gli investimenti in attrezzature e apparecchiature di ultima generazione, perché l'investimento in tecnologia e attrezzature è un investimento continuo. È un'apparecchiatura, come si diceva, di ultima generazione da un punto di vista tecnologico, che riesce appunto poi con molta precisione a colpire quelle che sono le situazioni e quindi a dare delle risposte in tempi molto stretti. E i vertici dell'azienda sanitaria non possono che essere contenti di questa nuova importante dotazione, che conferma l'attenzione della Regione e della stessa ULSS nei confronti del nosocomio dell'Alto Vicentino. È un cambio di una macchina, la risonanza magnetica, che rappresenta per il nostro tipo di ospedali il top, cioè la parte più tecnologica. È una nuova tecnologia di ultima generazione, quindi un salto di qualità nella diagnostica, ma soprattutto a una buona diagnostica seguono delle buone terapie, quindi la facilitazione alla fine ricadrà in maniera molto positiva sugli utenti.